E domani al centro commerciale Papiri di Siracusa parte la terza edizione di Coffee Show Latte Art, organizzata dall'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiarbene e non solo. Sentiamo i dettagli. Un evento per conoscere le ultime tendenze nel mondo del caffè e della ristorazione di qualità, in compagnia di qualificati esperti e professionisti. L'iniziativa sarà anche tappa del campionato italiano Latte Art, l'arte di decorare i cappuccini. Una giornata di spettacolo in cui l'enogastronomia diventa arte. Tutto questo e molto altro è il Coffee Show Latte Art 2013, che si svolgerà domenica 6 ottobre presso il centro commerciale Papiri di Siracusa. La manifestazione, giunta alla terza edizione, è organizzata dall'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiarbene e non solo, con il patrocinio del comune di Siracusa e di Siracusa Turismo. Per un giorno intero il centro commerciale ospiterà una serie di esibizioni, esposizioni, dimostrazioni e incontri dedicati ai cultori del caffè e agli appassionati di enogastronomia, ma anche agli operatori del settore caffetteria e ai pubblici esercizi. L'edizione del 2012 ha riscosso un grande successo. Anche quest'anno gli sponsor e numerose associazioni di categoria hanno creduto fortemente nel progetto, che ormai ha assunto una rilevanza nazionale. Non a caso il Coffee Show Latte Art 2013 sarà anche tappa del campionato italiano Latte Art, l'arte di decorare i cappuccini. I baristi più abili e creativi si sfideranno per accedere alla finale nazionale che si terrà in occasione della Fiera Rimini SIGEP 2014. La gara si svolgerà in apposite postazioni allestite sul palco, con macchine da caffè professionali di ultima generazione, messe a disposizione dalla ditta La Spaziale. Accanto alle novità, alcune importanti riconferme. Anche quest'anno saranno presenti Andrea Antonella e Chiara Bergonzi, pluricampionati di latte art ed esperti del settore di fama mondiale. I due fuoriclasse supporteranno i partecipanti alla sfida e daranno anche dimostrazione della loro abilità. Durante questa edizione, numerose associazioni del settore enogastronomico illustreranno le proprie attività, dando delucidazioni in merito ai loro corsi, esibendosi in arti come il flambage, sabrage, cake design e preparazione di cocktail. Inoltre offriranno degustazioni di vini, grappe e prodotti gastronomici. Il programma della giornata prevede anche esposizioni di cake designer, esibizioni di pizzaioli acrobatici e dimostrazioni culinarie di maître provenienti da tutta la Sicilia. Il tutto è incorniciato da performance musicali e danzanti, esposizioni di auto d'epoca e molto altro. Sarà possibile seguire la manifestazione anche via internet, grazie alla diretta streaming sul sito mangiarbenenonsolo.it. Vi do appuntamento quindi domani dalle ore 9:30 alle 19 al centro commerciale I Papiri e con quest'ultima notizia chiude il nostro spazio dedicato all'informazione di Blu TV. Vi ricordo ancora la nostra diretta streaming su blutvsicilia.it. Vi lascio le previsioni del meteo, arrivederci. E si è svolta domenica 6 ottobre la terza edizione del Coffee Show Latte Art, la manifestazione organizzata da Bongiovanni Gaetano, presidente dell'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiarbene e non solo. A trionfare il barista sardo Giuseppe Musio. Vediamo il servizio. Grande successo per la terza edizione del Coffee Show Latte Art svoltasi domenica 6 ottobre presso il centro commerciale Papiri di Siracusa. La manifestazione organizzata da Gaetano Bongiovanni, presidente dell'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiarbene non solo e patrocinata dal comune di Siracusa e da Siracusa Turismo, ha ospitato una tappa di selezione per la finale dei campionati nazionali di Latte Art che si terrà a gennaio 2014 in occasione del SIGEP 2014. A trionfare il barista sardo Giuseppe Musiu, il quale, oltre a meritare l'accesso diretto alla finale, è stato omaggiato con importanti premi offerti dagli sponsor nazionali, tra cui una macchina da caffè professionale offerta dalla ditta La Spaziale. Il premio speciale Cappuccino Siciliano, offerto da Latte Sole e Torrefazione Bel Caffè, riservato ad un barista siciliano che ha utilizzato caffè e latte siciliani, è stato conquistato dal catanese Domenico Fichera, che ha frequentato il corso di Latte Art tenuto da Andrea Antonelli presso la Torrefazione Brasil Recca di Catania, main sponsor della manifestazione. Ad affiancare ai baristi i campioni nazionali Andrea Antonelli e Chiara Bergonzi, i quali hanno illustrato al pubblico presente le varie tecniche per la presentazione dei cappuccini sapientemente decorati. L'obiettivo della manifestazione è stato quello di offrire un aggiornamento nel settore bar-caffetteria, dando la possibilità di accrescere la professionalità dei baristi e dei professionisti del settore.
Il pubblico ha partecipato entusiasta all'evento, dimostrando che quando si lavora in sinergia, puntando all'eccellenza, i risultati si ottengono. Anche quest'anno il servizio di accoglienza e di supporto alla manifestazione è stato svolto dagli alunni dell'Istituto Federico II di Svevia di Siracusa e dagli alunni dell'Istituto Alfio Moncada di Lentini. Arriva a Siracusa la tappa del campionato nazionale di Latte Art, con la partecipazione dei campioni Andrea Antonelli e Chiara Bergonzi. Una kermesse tutta dedicata al mondo del caffè e non solo. Sabrage, flair bartending, cocktail, flambage, cake design e molto altro. Tutto questo al Coffee Show Latte Art, domenica 6 ottobre al centro commerciale I Papiri. Con la straordinaria partecipazione di Valeria Benatti, voce storica di RTL 102.5, giornalista e autrice, che presenterà il suo libro Fulminati dall'amore. Non mancare all'evento dell'anno. Coffee Show Latte Art, domenica 6 ottobre, centro commerciale I Papiri. www.mangiarebeneeinonsolo.it. Infoline 800 912 479. Arriva a Siracusa la tappa del campionato nazionale di Latte Art. Una kermesse tutta dedicata al mondo del caffè e non solo. Sabrage, flair bartending, cocktail, flambage, cake design e molto altro. Tutto questo al Coffee Show Latte Art, domenica 6 ottobre al centro commerciale I Papiri.